3.000 i veneti sui 40.000 presenti in regione che hanno ricevuto l'SMS con cui l'INPS li informa che da martedì 1 agosto viene sospeso il reddito di cittadinanza con cui percepivano circa 500 euro al mese. Si tratta dei cosiddetti occupabili, cioè persone tra i 18 e i 59 anni che non hanno a carico minori né anziani o persone con disabilità. Dal 1 settembre ecco cosa dovranno fare per trovare un lavoro. Il percorso è semplice, loro probabilmente sono già utenti del sistema dei centri per l'impiego e quindi dovranno semplicemente presentarsi al centro per l'impiego di riferimento, concordare l'attività formativa, la politica attiva da svolgere e cominciare a farla. La regione si dice pronta per la transizione. Di fatto ogni giorno colloquiamo e facciamo incontri con almeno 700 persone, quindi 3.000 persone nel giro di una settimana le programmiamo. Cosa risponde a chi ha una visione completamente diversa rispetto a quanto deciso dal governo? Ma il problema è molto semplice, c'è un cambiamento in atto legato a una maggior attenzione alla dimensione della difficoltà, della povertà, distinta dalla condizione di occupabilità e da questo punto di vista il provvedimento va in questa direzione. Chiaramente, come tutte le modifiche, tutte le novità, richiede tempi, procedure certe e soprattutto esperienza